cri. La Cimbali, nuova macchina per caffè espresso. Facile da usare. La Cimbali, un caffè, un cappuccio, buoni come al bar. La Cimbali, piccola che sta ovunque. La Cimbali, garanzia dell'esperienza. Playtime. Vai Sabinone. Sì, vedete. Oh, grazie. Vedete che io voglio avvisarvi per quelli a casa. Vedete, è genuino. Non è costretto, quegli amici che vengono qua a trovarmi sono genuini, hanno queste manifestazioni d'amore, è vero? Non sono cose, perché abbiamo questo contatto affettuoso, Henry! Abbiamo un contatto umano qua, ed è bello. La prossima volta massacro te, Dunque, perché siamo amici, fermi! Viviamo momenti un pochino, siamo un po' nervosi tutti. E per la serie Playtime, o tempo del divertimento, del gioco, come scaricare questa tensione nervosa che ci attanaglia tutti in un gioco mostruoso. Mi è piaciuta? Il gioco mi è piaciuto. Allora ci sono gli scarichi di tensione normali, una volta alla settimana uno per scaricare va allo stadio. Ora, uno allo stadio ci dovrebbe andare anche per vedere la partita di pallone. Non succede quasi mai, perché io ho visto gente che vanno lì e dall'inizio alla fine cominciano a gridare: arbitro bastardo, maledetto, disgraziato. Poi alcuni: arbitro onesto. Conosco la moglie, una donna serissima. Io ho visto primari di ospedali, gente che ha fatto università, 20 anni di clinica, perfetti, andare alla partita, attaccarsi alla griglia e seguire il segnaline. La partita non la vede, seguivano, ho visto sto primario attaccato così che faceva: disgraziato te la tua bandierina, io ti spacco la faccia. Poi questo andava a casa e la moglie diceva: dove sei stato? Alla partita. Pa. Disgraziato, non ci deve andare, perché succede così. Poi ci sono gli scarichi concessi a tutti. Cioè, una volta all'anno ci sono delle feste ricorrenti dove uno si esibisce, scarica un po' di tensione. Tipo il carnevale. Carnevale, allora vedi che quando arriva Carnevale c'è il periodo degli scherzi. Allora negli uffici danno il panino di gomma. Sai, nelle mense che uno mangia e dice: buono, se lo mangia, perché con i panini che fanno oggi è meglio quello lì, c'ha più sapore. No, poi sai il cuscino, quegli scherzi del 61, sai il cuscino che te lo mettono sopra e fa prrr. Sì, ci sono le fialette puzzolenti che oggi con lo smog che c'è, quando ne tiri una, uno dice: chi è che dopo barba ti sei messo? Non ci fa più caso nessuno. C'erano scherzi. Adesso invece è diventato più drammatico. Adesso turbe di ragazzi vanno per le strade con manganelli, strappano cappotti alle ragazze, pugni in faccia. Vai all'ospedale a Carnevale, ogni scherzo vale. Righe nella macchina, una volta c'erano le righe finte. Fermi! C'erano le righe finte, ve le ricordate? Si appiccicavano alla macchina, arrivava il proprietario e sveniva perché vedeva la riga. Adesso te le fanno passi con la chiave, che non li trovi mai. Pensa a beccarne uno di quelli che ti fanno quelle righe nella macchina bella nuova. Prenderlo con la testa, con la chiave, di adesso ti scrivo, fai la riga dritta adesso. Qua glielo scrivo. Ci sono queste cose qua. E poi ci sono, meno male che stanno resistendo a Carnevale, le balere. Non so, il primo dell'anno vai in questa festa dei locali che fanno ancora con le orchestre, dove si beve, non so, lo champagne con l'SC scritta champagne, quella che stappi tutti. Adesso stappa, sei lì, voi va, e la bottiglia si sgonfia, è proprio la bottiglia che cade per terra, dove ci sono i ricchi premi e cotillon. I famosi ricchi premi, che sono campioncini di profumo che quando lo apri evapora, e i cotillon, i famosi cotillon, i cotillon che sono a Carnevale ti danno
le stelle filanti che ho visto scene di isterismo, ma di gente di una certa età. Voglio 3 stelle filanti, glielo usate 2, una per mia moglie, me la dia. Disgraziato. Che poi, c'è quelli che non sanno spararle, che fanno... Oppure quelli che hanno la bocca, quelli che hanno la bocca come Luciano Salcia, che fanno e va di qua. Le stelle filanti. Poi ci sono i cappellini. Me ne vado, me ne vado. Quando siete bravo mi sembra che mi prendete per il culo. Non va così. I cappellini, quelli cappellini che ti danno, che io parlo, quelli che li fabbricano, i cappellini, perché non li fabbricano a testa normale? Perché sono sempre così e qui hanno un elastico. Che allora vedi questo con la lingua fuori che come apri la bocca passa uno i coriandoli in bocca. Il coriandolo che poi te lo ritrovi dopo 2 anni in casa, perché te li ritrovi nei posti dietro, nidificano, per conto mio si riproducono, nidificano dietro il frigo, si riproducono, quello rosso con quello giallo esce l'arancione con le zampettine, perché il coriandolo ha un suo mondo, una sua economia. E poi ci sono queste orchestre che Dio le salvi, queste orchestre tipo romagnole, del ballo liscio, le orchestre, dove vedi ci sono i cadetti di Romagna, i nuovi romagnoli, la vera Romagna, gli originali di Romagna e anche i romagnoli siamo noi, folk. E sono queste orchestrine e fanno il ballo e durante questa sera al veglione la gente balla e ballano i ritmi normali, poi l'orchestra, dato che deve lavorare di più, comincia con i ritmi per farli diventare paonazzi, no? Allora fanno il casacciò. Il casacciò, quello tan, tan, tan. Allora vedi questi che ballano, lo ballano tan, tan, tan. Poi c'è quello che vuole imitare i russi, che si butta così e si apre tutti i pantaloni e si butta per terra. E i ritmi, e finché la festa, come in tutti i carnevali, nei locali la festa sfocia col trenino. Il trenino c'è sempre. Sai quando fanno tararara, allora vedi tutti tararara, e quello all'inizio che fa la macchina che non sa dove mettere le braccia, allora tararara, guarda indietro e dà delle capocciate nelle colonne, pazzesco. E poi quando è mezzanotte, in questi veglioni, quando è mezzanotte, ecco che è il suo turno, esce lui, l'attrazione. E le attrazioni sono sempre Ernesto Bonino, Tonia Starita, il Quartetto Cetra, Carla Bonni, che ci sono ancora e fanno le loro serate. Io ho visto Nilla Pizzi, ma non fanno le musiche di una volta, le hanno arrangiate. Nilla Pizzi in jeans, che è uscita e ha fatto, maestro, e 1, e 2, e 1, 2, 3, 4. Lo sai che i papà verifonali, aia, è finita anche questa lezione. Estraiamo la massima da Ugo, la bocca della verità. Allora, ragazzi, la massima di questa sera è a carnevale: chi beve champagne sta male. Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! È passato il tempo delle sveglie che fanno tic-tac. Silent Time Brown si fa sentire soltanto quando serve. Silent Time Brown. Né tic, né tac.